L'analisi delle ossa del santo, effettuata in occasione dell'ultima ricognizione del suo corpo, ha messo in rilievo il spessimento osseo delle tibie sotto le ginocchia, dovuto al prolungato stare in ginocchio sul pavimento o sulla terra. La coincidenza viene sottolineata più volte dalle antiche biografie. Lucu pala. Sa Milan. Raccogli il silenzio, chiudi le porte dell'anima allo screpito delle cose. Pregate senza interruzione, sempre ringraziando, come dice l'Apostolo. Si prega in tre modi, con il cuore, con la bocca e con la vita. In concreto, non smette di pregare, non smette di fare il bene. Torna la tappa un lato. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché non ci limitiamo a ricordarci di Dio soltanto quando siamo nel bisogno. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché nelle nostre famiglie si impari a pregare insieme. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché impariamo a pregare con cuore tutto e tutto. Sant'Antonio, Nandun na. intercedi per noi. Sila ate? Perché la preghiera che pronunciamo con la bocca sia sempre in sintonia con il cuore. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché testimoniamo con la vita la nostra comunione con il Signore. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché ci rendiamo conto che il nostro cuore è inquieto finché non lo lasciamo riposare in Dio. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché riscopriamo la gioia del silenzio e dei momenti di ritiro. Sant'Antonio, intercedi per noi. E ora, con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Sant'Antonio, che durante la tua esistenza terrena non hai mai abbandonato il tuo colloquio con Dio ed hai invitato tutti i cristiani a mettere la preghiera al primo posto nella loro vita, ottienici dal Signore di non vivere alla superficie di noi stessi, ma di scendere nell'intimo del cuore, per avere la gioia di parlare con Lui, con la fiducia e la confidenza dei veri figli. Ce lo conceda colui che ci chiama a pregare sempre, senza stancarci mai, Gesù Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo